In Hack Experience questa sera una relazione veramente magistrale nella quale lei ha spiegato un po' la genesi di questo sito diventato patrimonio UNESCO, spiegando anche dei particolari legati ad archeologia e paesaggio. Ecco, vogliamo riproporli ai nostri telespettatori. Sì, no, questo sito di Agrigento è veramente un sito di grande valore, un sito sul piano della stratigrafia che è stata conservata molto bene, sul piano dei monumenti che sono stati conservati e sul piano della storia dell'architettura dell'epoca della Magna Grecia. E dunque per noi, quando abbiamo cominciato a lavorare su questo sito e sono venuto personalmente a visitare tutta la parte del parco, ho sentito che c'era un'armonia tra i monumenti e la vegetazione, gli alberi, e questo è un fatto molto importante per coloro che vengono a visitare questo sito, per capire che la scelta non è fatta per caso. Hanno scelto dei posti molto importanti per elevare questi tempi, elevano l'emozione, per capire che queste divinità, sia di Zeus, sia della Concordia, sono dei momenti molto importanti sul quale io ho scritto il mio rapporto per dire che questo sito ha veramente un valore eccezionale, universale. Non è soltanto particolare alla Sicilia, all'Italia, no, va al di là della comprensione di questo sito. La seconda cosa è che il turismo oggi è un turismo che deve essere un turismo culturale. La gente non vuole più andare alla spiaggia e non fare niente, ma vogliono venire qua e vedere come è stato costruito. Io ho insistito su il tema della costruzione e la conoscenza del passato, che noi tante volte pensiamo che coloro che sono stati qua 25 secoli dal nostro periodo avevano una conoscenza molto precisa della geometria, della matematica, dell'orientazione verso l'est e l'ovest, eccetera. Queste cose sono importanti per la nuova generazione. Noi dobbiamo sensibilizzare i giovani che oggi c'è una lata positiva, sono interessati, hanno le tablette, hanno i telefonini con molte informazioni, ma è una informazione un po' superficiale, senza una visita sul terreno. Noi eravamo molto colpiti durante il Covid, perché non abbiamo potuto fare le riunioni sul terreno. Noi, il nostro lavoro è sul terreno, dobbiamo toccare, toccare la pietra e, come l'ha detto la mia collega, le pietre parlano. Io lavoro anche con una fondazione a Firenze che si chiama la Fondazione del Bianco, e hanno organizzato un seminario e un tema su le pietre parlano.